Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui, che è Beatrice Daniele, Presidente della Comunità Benessere Confartigianato Imprese Venete. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Parliamo di una delle piaghe che soprattutto in questo settore è difficile da sconfiggere, che è quella dell'abusivismo. Purtroppo una piaga difficile che coinvolge davvero, coinvolge e stravolge a volte il settore. Allora, diciamo che è una piaga che ha bisogno di normative molto forti, quindi noi abbiamo fatto questa cosa meravigliosa che è l'apertura dei saloni di parrucchiere dell'estetica all'affitto alla poltrona e all'affitto di cabina. Quindi per qualsiasi persona che non ha la potenzialità economica per aprire un negozio, lo accettiamo nei nostri saloni affittando una poltrona. Quindi direi che questa è una bella idea per togliere le persone, gli abusivi, insomma, dalla strada. Anche perché purtroppo c'è un problema di salute, noi non sappiamo, andando casa per casa, qual è, se hanno i prodotti idonei alla salute del cliente, quindi dobbiamo tutelare tutti. Questo perché ovviamente quando si va a casa di un parrucchiere, comunque di una persona che insomma fa questa attività, i costi sono calmierati, però poi non sono controllati. Ecco. Non sono controllati, non sappiamo se questa persona è idonea a fare il lavoro, perché magari non ha raggiunto l'idoneità e quindi non è un professionista, e rischia anche di rovinare la nostra categoria, perché se il lavoro non è fatto in regola, noi sappiamo che gli artigiani devono lavorare in regola d'arte. Se non è fatto bene, poi una cliente rimane delusa e quindi il settore subisce un forte declino. Vi siete anche trovati magari persone che venivano poi da voi disperate perché erano andate da un parrucchiere insomma a casa e poi si è trovata magari un lavoro che certo, non era... Brava, sistemare il problema che fanno gli altri è molto più complicato, anche perché non conoscendo il prodotto non sappiamo neanche la derivazione, quindi le particolarità è andando a lavorare sopra cercando di risolvere il problema magari danneggiamo di più il capello, quindi il problema è importante. Ecco perché l'apertura dei saloni all'affitto alla poltrona in maniera che possa venire da noi insomma... Ecco, questa è una novità, nel senso che piuttosto che fare a casa e magari rischiare di sbagliare, insomma questa novità, questa iniziativa a cui hanno diritto i parrucchieri? Certo, adesso c'è un DDL che insomma speriamo vada a buon fine, che apriamo ancora di più. Se prima c'era una possibilità di un negozio che avesse almeno 5 persone, 5 addetti, adesso stiamo restringendo in maniera che anche i piccoli saloni possano prendere queste persone nei loro negozi, quindi sempre, e anche le estetiste, l'affitto alla cabina, quindi vale per tutto il settore. Quindi cosa succede? Una persona che non può aprirsi, per motivi ovviamente magari economici, non può aprirsi un negozio, viene da voi e cosa succede? Viene da noi, affittiamo una poltrona e loro possono lavorare, portare le loro persone o la cabina se è un'estetica e cominciare un lavoro in serenità, con anche dei collaboratori vicini, quindi che insomma si sta bene assieme. E quindi e con prodotti... E con prodotti tutti controllati ovviamente, perché quando si parla di lavoro nei saloni è qualcosa di serio, c'è un controllo pazzesco proprio anche a livello chimico, quindi la sicurezza c'è se entrano nei saloni, questo è garantito. E questo è partito da dove e dove si sta ampliando questa iniziativa? Questo è partito in tutta Italia, si sta ampliando ormai già da un po' di anni che si fa e quindi noi... E ci sono persone che vengono da voi? Ma certo, ce ne sono parecchi, sempre di più, proprio perché il problema economico è grande e anche perché quando uno inizia un lavoro non è certo poi di farlo, perché è un lavoro molto difficile, quindi è anche una prova. È una prova, lui prova, vede se le piace fare questo lavoro e poi magari un domani si aprirà un negozio per conto suo da solo, ma nel frattempo abbiamo questa possibilità. Ecco, e questa è una bella iniziativa. Sì. Adesso siamo in un momento, insomma lo sappiamo, di rivoluzione tecnologica, digitale, insomma è una rivoluzione che è in atto un po' dappertutto sì. E che ovviamente interesserà anche il vostro settore. In che modo e se davvero questo potrà essere un aiuto o meno? Allora direi di sì, noi nel 2023 abbiamo fatto con Confartigianato Veneto e IVL, abbiamo fatto un sondaggio per capire i nativi digitali, cioè i ragazzi giovani, come fanno ad approcciare i nostri saloni ed è molto difficile soprattutto dopo il Covid. Faccio un esempio, se un ragazzo sta guardando
in poltrona a casa sua tranquillamente la sera Netflix e vede un taglio che gli piace, vorrebbe farsi i capelli, non è che aspetta l'indomani per prenotare, ma lui con il telefono vorrebbe prenotare già da oggi. Ecco che l'innovazione digitale per i parrucchieri, perché sembra difficile, perché noi essendo artigiani abbiamo la spazzola, il phon, ma ora anche il computer o il cellulare, perché con questo abbiamo realizzato questo libro digitale, questo ebook, dove spieghiamo come si fa ad essere più smart, perché se noi riusciamo a essere super, se questo ragazzo che è sul divano e guarda Netflix e gli viene in mente di fare un taglio, digita, va nella nostra pagina e prenota subito il taglio. Quindi dobbiamo essere più veloci, più smart, soprattutto per questi nativi digitali. Vi state attrezzando per arrivare pronti? Ci stiamo attrezzando, brava. Abbiamo fatto questo libro, abbiamo creato questo libro dove c'è scritto un po' tutto, la storia, perché noi siamo parrucchieri di tante generazioni, quindi quelli che non conoscono Facebook o le altre cose, abbiamo una spiegazione all'inizio, spieghiamo dall'inizio come è nato tutto questo e alla fine c'è un appendice dove spieghiamo come fare tutto questo, cioè mettere in pratica subito questa cosa digitale, cioè noi con un cellulare semplice riusciamo a fare la pubblicità, far vedere una vetrina dei nostri prodotti che abbiamo in salone e qualsiasi altra cosa, prendere gli appuntamenti, organizzare il negozio solo con un cellulare. Quindi avete fatto questo libro che sarà diffuso? Sì, abbiamo mantenuto prima di tutto la privacy per i nostri Confartigianato, ora l'abbiamo aperto a tutti perché Confartigianato vuole dare una mano un po' a tutti, quindi è fruibile per tutta la popolazione, non solo parrucchieri, estetisti e del settore, ma un po' per tutti, perché alla fine è un vademecum per come essere aggiornati. Ecco, noi abbiamo parlato, allora prima di parlare di un altro argomento, io volevo dire, il 26 so che c'è un'iniziativa a Padova importante. Sì, il 26 abbiamo un'iniziativa che uniamo la scienza al lavoro del benessere. Infatti andiamo al MUSME dove facciamo vedere a soprattutto una scuola di Padova che sta iniziando il percorso del benessere a confrontarsi con la scienza, perché in effetti la scienza ci ha dato tanto una mano. Se pensiamo al tioglicolato d'ammonio, adesso all'acido ialuronico, alla luce pulsata che serve per fare l'epilazione, sono tutte cose che la scienza ha inventato a favore dell'artigianato, quindi per noi sono importanti. Ecco che andiamo al MUSME, così riusciamo a integrare ciò che l'artigianato fa con le mani e ciò che la scienza ci regala. Quanto è importante spiegare ai giovani che sono il futuro? Tantissimo, anche perché questo è un lavoro di passione. Una volta dicevano lo rubavi con gli occhi, adesso invece abbiamo tutto quello che il digitale ci può dare e quindi è un lavoro molto bello e molto aperto e dobbiamo assolutamente spiegare ai giovani quanto è importante la conoscenza e quindi lo studio. Ecco, lei diceva prima il nostro è un lavoro difficile, quindi insomma il parlare, lo spiegare ai giovani cosa significa è davvero... Allora, fare il parrucchiere non è solo fare i capelli e essere tutti felici, ma c'è uno studio sotto di geometrie, di scienza, di chimica. Noi lavoriamo su una testa tonda, sullo spazio, per costruire una forma, quindi i ragazzi devono capire che lo studio è fondamentale. Poi abbiamo tutta la parte che dobbiamo avere con il cliente, quindi dobbiamo comprenderli sul sociale. Quindi è un lavoro... E non è sempre semplice. E non è sempre semplice, brava. E quindi dobbiamo essere pronti a tutti questi eventi. Spiegarlo al ragazzo è importante, soprattutto perché comunque deve partire dalla passione. Perché è un lavoro dove si sta sempre in piedi, non ci sono domeniche, perché si fanno gli aggiornamenti, quindi è un lavoro, bisogna proprio farlo con amore. E parlando proprio sempre del vostro settore, abbiamo parlato dell'abusivismo come insomma piaga che purtroppo non è solo in questo settore, un po' in tutto in questo settore ovviamente diciamo è un più accentuato, ma il vostro è stato un settore che durante il periodo del Covid è stato diciamo un po' più penalizzato. Sì. Cioè sono passati degli anni però questo incubo Covid vi perseguita perché è stato davvero un periodo difficile. È stato difficile, non eravamo abituati a stare chiusi in casa come tutti, ma soprattutto abbiamo capito che soprattutto la parte degli anziani aveva bisogno di noi, perché quello che noi facciamo
se facciamo uno studio, perché noi a Confartigianato abbiamo proprio tutti gli studi fatti su questa cosa, le persone che entrano nel nostro salone sono, una buona parte sono anziani. La cosa sociale che facciamo soprattutto per questa fascia di età è importantissima. L'anziano che non veniva più a raccontarci le loro cose, avevamo l'ingresso giornaliero, soprattutto la difficoltà dell'anziano a lavarsi i capelli oppure fare la pedicura è stato importantissimo nel periodo del Covid. Si sentivano soli e nessuno riusciva a dargli una mano. Questo abbiamo capito nel periodo del Covid, che siamo importanti per la società. Ma soprattutto perché poi ci sono state varie, insomma, diciamo, alcune attività sono riusciti in qualche maniera, voi invece è stato siamo rimasti settori, chiusi, siamo non c'è rimasti stata proprio, bravi. esatto, quindi comunque anche, oltre che il cliente, anche una perdita comunque. Una perdita economica, però questo ha fatto capire al cliente che fare il parrucchiere non è facile, perché tutti ci dicevano abbiamo provato a tagliarci i capelli, il colore è difficile, quindi forse ha insegnato qualcosa anche, insomma, al cliente. Una domanda, il Covid in qualche maniera ha aumentato gli abusivi? Questa è una domanda che si fanno in molti, c'è qualcuno che ha cominciato, continuato, oppure ha detto vabbè sai cos'è, chiuso adesso, non riapro più e lo faccio a casa. Le dirò che noi come settore siamo in continua espansione, quindi abbiamo ancora un aumento di aperture di negozio, quindi direi di no. Direi di no. Direi che il Covid ha aperto una frontiera oppure ha fatto pubblicità a una cosa che non è molto carina e quindi questo va segnalato, la sicurezza è la cosa più importante. Però comunque continuano le aperture e quindi questo ci fa sperare bene. Ecco, noi ovviamente non parleremo di argomenti che sono ancora in controllo, però sicuramente anche come Confartigianato controllate, poi lei mi diceva appunto è vicepresidente nazionale, quindi controllate che tutti insomma i vostri associati lavorino regolarmente con... Sì, c'è un controllo assiduo, adesso controlliamo sempre i siti, ci sono dei movimenti particolari adesso di negozio, c'è chi fa le piattaforme, chi chiede un parrucchiere che viene a lavorare a casa, sono tutti lavori che non sono possibili per ora. Stiamo cercando di aprire un po' le idee. Se la società chiede questo, noi cercheremo di andare incontro. Se è vero che abbiamo bisogno di persone che vanno nelle case perché ci sono delle problematiche fisiche, cercheremo di andare incontro, ma sempre tutelati dalla legge. Quindi piccoli passi, controllo sempre nell'abusivismo e soprattutto nella sicurezza. Ma una rivoluzione tecnologica e anche un'apertura da un altro punto di vista. Il Covid diciamo che ha aperto molte cose, molte porte, quindi noi le controlliamo tutte. Io ringrazio davvero perché siamo arrivati quasi al termine. Ricordiamo il 26 questo appuntamento importante, certo. Vogliamo ricordarlo che magari è... Al MUSME a Padova, è aperto, il MUSME è un posto da vedere sicuramente, quindi ricordiamoci che la scienza è sempre stata un faro nel nostro settore, anche nell'artigianato. E ci sarete voi? Ci saremo noi a Confartigianato che portiamo questa scuola a visitare questo bellissimo posto, insegnando che comunque il parrucchiere non è solo fare capelli, ma è tanto altro, è un mondo da scoprire. Io ringrazio davvero Beatrice e Daniele per essere stata con noi e speriamo insomma di averla qua ospite in altre occasioni. Io ringrazio i registri Francesca Pezzo e Tommaso Migotte per averci seguito in questa nostra prima edizione. L'appuntamento ovviamente è sempre per domani e grazie davvero, arrivederci. Grazie.